Buongiorno, ben ritrovati, ore 13 come ogni giorno, e oggi parliamo di un tema importante, di un tema che ci tocca da vicino, perché sempre più spesso abbiamo a che fare con le conseguenze di quelli che sono i mutamenti climatici e ovviamente anche la gestione dell'ecosistema che ci circonda, la nostra terra, le nostre montagne, i nostri fiumi, e abbiamo visto e continuiamo a vedere che basta davvero poco ormai dei nubifragi, anche spesso non violenti, per creare allarme, preallerta, i fiumi che si ingrossano, le frane, gli smottamenti. Allora parliamo anche ovviamente di quegli eventi, le nevicate, ecco, Cortina che improvvisamente vede la neve, dovrebbe essere un risultato positivo ovviamente per il turismo, ma poi si blocca tutto. Allora ne parleremo ampiamente con i nostri ospiti, che sono il professor Marco Carrer, che è un ecologo forestale, docente universitario di Padova. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Con lui parleremo dei mutamenti climatici e degli eventi estremi, capiremo cosa sono gli eventi estremi tecnicamente, e con Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno. Buongiorno Alex. Buongiorno a voi. E con lui parleremo ovviamente anche di neve e di quello che si deve fare per gustarsi bene la neve senza ovviamente creare pericolo. Ci collegheremo poi durante questa prima parte con il generale Giancarlo Iannicelli, meteorologo che conosciamo bene, e per parlare ovviamente anche con lui del clima, di ciò che ci attende, un po' di questo clima particolare. Abbiamo visto in questi giorni questa Italia divisa in due, con nel sud Italia, centro-sud Italia, un caldo che non si vedeva da tantissimo tempo. Cosa sta succedendo anche in questo caso? E poi nella seconda parte della nostra trasmissione ci collegheremo telefonicamente con il sindaco di Perarolo di Cadore per parlare di com'è la situazione della frana di Perarolo di Cadore, che è sotto osservazione in questi giorni. Iniziamo subito però a parlare con Marco Carrer, il professor Marco Carrer. Parliamo spesso di eventi estremi, ma tecnicamente in gergo, lei che li studia, cosa sono gli eventi estremi? Dunque, intanto bisognerebbe puntualizzare un po' sul termine, perché diciamo, per fare una similitudine, come quando si parla di emergenza. Se l'emergenza è continua non diventa più un'emergenza. Adesso noi parliamo molto spesso di eventi estremi, ma diciamo che quasi sempre non sono così estremi. L'evento estremo è un evento che è raro per definizione, quindi dovrebbe capitare veramente di rado, e di rado a livello climatologico si intende una volta ogni qualche decennio o qualche secolo addirittura. Qui invece siamo di fronte a eventi estremi che appunto molto spesso estremi non lo sono, quindi molto rari, che sembra capitino molto più spesso, in parte dovuto ai cambiamenti climatici che sono in atto. Si discute tanto di questi nuovi fenomeni, di questi cambiamenti, l'aumento delle temperature, le precipitazioni che diventano più intense o più irregolari, questi fenomeni di siccità e dopo quelle che vengono chiamate le bombe d'acqua, quindi queste precipitazioni estremamente intense. Sta di fatto che bisogna sempre contestualizzare in un arco temporale ben definito e tendenzialmente abbastanza ampio, che non sono i 5-10 anni che normalmente con i quali abbiamo a che fare, ma magari in alcuni casi molti decenni o secoli. L'evento estremo a questo punto è un evento che perviene veramente di rado all'interno di un arco temporale abbastanza ampio. Quindi tutti i fenomeni che vediamo capitare sempre più spesso quando cambia il tempo, soprattutto quando peggiora il tempo, non sono eventi estremi, sono diventati ormai la normalità. Diciamo che la maggioranza non sono così estremi come si vorrebbe credere o come si pensa. Però le conseguenze spesso sono comunque forti. Le conseguenze sono molto forti, e questo però dipende in parte perché alcuni di essi sono effettivamente estremi, adesso non è che non ce ne sono più, sono così. Altri entra in gioco la gestione che noi effettuiamo del territorio, e in questo caso si parla spesso di gestioni molto spesso non così oculate, che causano delle conseguenze ogni tanto che possiamo vedere anche tutti i giorni, insomma. Intanto ricordo che potete chiamare ovviamente in diretta 0422 162 6798 se volete chiamare per
chiedere delle informazioni, abbiamo due esperti sul campo, oppure raccontare una vostra esperienza legata a queste situazioni. Ecco, lei è un ecologo forestale, cioè si occupa nello specifico di foreste. In che senso? Di foreste e boschi? Foreste e boschi, diciamo, soprattutto mi occupo delle relazioni tra pianta e ambiente, e clima quindi, ambiente esterno. E in particolare poi studio gli anelli legnosi delle piante e cerco di estrarre tutte le informazioni che si possono ottenere dallo studio degli anelli, di cui la prima, che è banale, penso che tutti conoscono, è quello di risalire all'età della pianta contando gli anelli. Per fortuna, lavorando un po', scavando un po' di più, si riescono a estrarre informazioni più interessanti o altre, tra cui per esempio le condizioni climatiche pregresse, cioè come era il clima nei decenni o nei secoli scorsi. Le piante molto spesso sono individui molto longevi e ci permettono di dare informazioni sul clima nel quale queste crescevano anche nei secoli passati. Qual è lo stato di salute, allora possiamo dire, se ha un quadro della situazione delle foreste e dei boschi della nostra regione? No, nella nostra regione per fortuna non ci sono, diciamo, situazioni critiche, neanche particolari. Se ampliamo un po' lo sguardo, invece andiamo a livello europeo o addirittura planetario, sempre in relazione col clima, si cominciano a intravedere delle situazioni abbastanza critiche di declino o anche mortalità di interi popolamenti forestali dovuti sempre a questi eventi estremi che avevamo citato prima, come per esempio siccità veramente notevoli, o soprattutto siccità peraltro, che causano appunto la mortalità di interi popolamenti. Considerando che le foreste sono una componente fondamentale del clima del nostro pianeta, si capisce come si stia alterando ulteriormente tutto il macchinario, diciamo. Quando si parla di il problema dei fiumi che si ingrossano, eccetera, eccetera, si parla spesso dei detriti, e tra i detriti ci sono anche ovviamente i rami e tutto ciò che viene prodotto nei boschi. Ecco, secondo lei questo è un problema che va risolto in qualche modo da chi ovviamente di dovere nella nostra regione, nelle nostre montagne? No, quello sicuramente, però non dobbiamo collegarlo a cambiamenti climatici o fenomeni estremi, è solo un problema di gestione che quindi compete a chi ha di dovere di eventualmente tenere pulito o anche gestire in modo appropriato. Non è detto che una vegetazione corretta e gestita nel modo migliore a fianco ai fiumi e torrenti possa favorire, diciamo, o ridurre, diciamo, il rischio di eventi di piena. Potrebbe essere positivo, non è solo... In che senso? In che senso? Perché aumenta o rallenta, diciamo, il flusso dell'acqua. Mediamente quando c'è un po' di vegetazione, eccetera, non è una cosa da generalizzare sempre, però nella vegetazione diciamo, presente vicino agli alvei, così, o anche certe volte in alveo, potrebbe rallentare il deflusso delle acque e quindi ridurre il rischio di esondazioni. Se però noi creiamo un ponte non adeguatamente, diciamo, calibrato e dopo abbiamo il deflusso di materiale, i rami secchi come ha accennato poco fa, logicamente si creano questi tappi che creano i problemi, perché molto spesso è dovuto a quello. Quindi è un problema di gestione, insomma. È un problema di gestione. E la scelta secondo lei qual è migliore? Quella di mantenere quindi in alcuni casi le piante? Sì, è quella, certo che sono, come spesso accade in questi ambiti, delle programmazioni o delle gestioni di medio-lungo periodo. Non è che noi adesso decidiamo e il prossimo anno abbiamo la vegetazione a fianco ai nostri fiumi o torrenti, sono cose che bisogna gestire a medio termine, ci vuole qualche anno perché cresca anche qualche pianta o qualche arbusto, eccetera, o per cercare di gestire in modo diverso tutto il reticolo fluviale che non è piccolo nella nostra regione. Allora, mentre chiedo alla regia se può fra poco collegarsi, anzi, allora, visto che vedo che c'è già il primo stacco pubblicitario, il primo blocco, allora ci rivediamo fra pochissimo, poi allora parleremo con Alex Barattini e poi ci collegheremo con il generale Giancarlo Iannicelli. A fra poco. Eccoci in studio, ore 13, parliamo di clima, parliamo di eventi estremi, uno che non è stato evento estremo però ha fatto scalpore è quanto accaduto a Cortina qualche giorno fa, una settimana fa, una nevicata normale, diciamo così,
che ha provocato un sacco di disagio. Allora, Alex Baratin, cosa è andato storto lì? In montagna nevica e come ogni volta che nevica si creano dei piccoli disagi. Purtroppo è capitato in alcuni punti strategici che la presenza di alcune macchine ferme creano la non possibilità della pulizia della strada. Questa è una catena che crea degli ingorghi e poi diventa praticamente impossibile procedere alla pulizia della strada e la conseguenza del fermo del traffico. Spesso il comportamento leggero da parte di qualche utente che magari parcheggia la macchina in un posto dove non ci dovrebbe stare crea veramente dei disagi molto importanti. Ecco, per voi che siete insomma, abituati a interventi e spesso fate educazione anche per altri settori, insomma, non solo per quanto riguarda l'utilizzo dei veicoli, insomma, vedere ancora queste scene, che sensazione vi dà? Ma la sensazione non è poi così strana perché ormai è consuetudine vedere i comportamenti più variegati, no? Quello che stride ancora è capire che la gente non si premunisce delle dotazioni che dovrebbero esserci sulle macchine, le gomme da neve, le catene, oppure se si hanno le catene non le hanno mai messe e quindi anche le cose più banali che una volta si facevano adesso non si fanno più. Di conseguenza un po' di neve, macchina con le gomme estive, non riusciamo a mettere le catene e tutto si blocca, ma non si blocca solo la tua macchina ma si blocca tutto quello che c'è dietro di voi e quindi creando problemi anche alla sicurezza, perché se dobbiamo intervenire o se deve intervenire il SUEM a recuperare qualcuno... Perché quello poi è il risvolto più drammatico, se c'è poi da intervenire per un soccorso di emergenza c'è un problema. È un problema molto importante perché di solito quando nevica la visibilità non c'è per far arrivare un mezzo aereo, quindi dobbiamo arrivare via terra, di conseguenza capite che i problemi diventano veramente importanti. Ovviamente poi un evento come la neve che per Cortina è la manna invece diventa paradossalmente un problema. Abbiamo al telefono, dovremmo avere al telefono Giancarlo Iannicelli, il generale Giancarlo Iannicelli, buongiorno. Pronto? Fatemi segno se c'è, se no continuo. Dovrebbe esserci Giancarlo Iannicelli, nostro... è caduta la linea. Va bene, allora lo riprendiamo tra poco. Tutto fuori che evento estremo è stato quello di Cortina. Una normale nevicata. Normalissima nevicata, diciamo, di solito si valuta anche gli eventi estremi, non l'ho detto precedentemente, come tempi di ritorno. Quindi la probabilità che ritorni un evento dello stesso tipo. Se è estremo può avere tempi di ritorno di un secolo, di un millennio, quindi qualcosa di veramente notevole. Qui si è parlato di tempi di ritorno di un paio d'anni, 3 anni, quindi vuol dire una normale nevicata che dovrebbe esserci praticamente tutti gli inverni. La nevicata sempre a Cortina del Natale tra 2013 e 2014, quella che lo stesso aveva creato molti disagi, il blackout, così. Ecco, quello è stato un evento decisamente più estremo, perché lì saranno stati 50 centimetri, anche più di neve, eccetera, che si è verificato precedentemente, se uno guarda gli annali, nel 1951, quindi vuol dire un qualcosa che capita 2 volte al secolo. E allora in quel caso sicuramente si può cominciare a parlare di effettivamente evento estremo. Quando invece, passando dalla neve alla pioggia, parliamo magari spesso, e qui faccio tiro le orecchie alla categoria di bombe d'acqua, ecco, le chiedo poi quando si parla delle bombe d'acqua se forse noi esageriamo col termine, noi giornalisti, però prima volevo sentire Giancarlo Iannicelli, generale Giancarlo Iannicelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno generale, meteorologo. Allora stavamo parlando un po' dei mutamenti climatici, stavamo parlando anche di quanto era accaduto a Cortina qualche giorno fa e quello si diceva è tutt'altro che un evento estremo, una normale nevicata è stata. Ma non sono le irregolarità del clima ormai, si va verso un cambiamento climatico con aumento della temperatura media, ma gli avvisi importanti sono questi. Cioè un clima molto più irregolare, allora abbiamo un periodo magari di siccità completa, cioè senza pioggia, e poi in poche ore cade la pioggia che normalmente si distribuiva magari in un mese, anche in 2 mesi. Ecco, questo è il segnale più importante e più grave del cambiamenti climatici, questa irregolarità. L'anno scorso abbiamo avuto un anno veramente avaro di neve in montagna,
Poi quest'anno invece nevicate abbondanti, però siamo in montagna, poi come dire il circuito mediatico tende ad amplificare anche con i termini, sentivo adesso, le bombe d'acqua, però insomma c'è questo problema, esiste e non deve essere sottovalutato, perché chi sottovaluta questi segnali che ci dà la natura vuol dire che veramente non capisce, ecco, e poi queste persone sono in posti di responsabilità e prendono a ridere, magari un giorno fa molto freddo e fanno la battuta, ma non doveva aumentare la temperatura. Questa è una battuta stupida che persone, parlo del Presidente degli Stati Uniti, tanto per dire, che se ne esce, ma fa così freddo, ma non doveva far caldo, quello che ha fatto a New York questi giorni passati, invece non sa, l'ignorante, che queste irregolarità sono proprio dovute al cambiamento climatico, e proprio questo fa caldissimo e fa freddissimo, senza magari una gradualità e una distribuzione che nel passato c'era. Ma ecco, come ci si può difendere allora da questa irregolarità? Cioè il cittadino, la istituzione locale, cosa può fare di fronte a questo? Fa poco, diciamo sinceramente poco, nel senso perché sono problemi a livello globale e quindi le conferenze che si fanno non a caso a livello mondiale servono perché vengano presi dei provvedimenti a livello, sono cose lente, la diminuzione dell'immissione di anidride carbonica nell'atmosfera che sta causando aumento, questo ormai è un dato accertato, c'era qualche dubbio, ma ormai è chiaro, ha aumentato, le particelle nell'atmosfera sono aumentate tantissimo negli ultimi anni, quindi una graduale diminuzione in questo, perché poi non bisogna essere nemmeno fanatici, nel senso che, voglio dire, non è che è peggiorata la vita nell'ultimo secolo, no? La vita media era molto più bassa, adesso si vive di più, si vive meglio, si vive molto meglio, quindi, però adesso bisogna un attimino vedere, dopo che si è raggiunta una migliore qualità di vita in generale, anche zone naturalmente che devono fare ancora di percorso per raggiungere un miglioramento della situazione, però ecco, bisogna prendere dei provvedimenti pian pianino, ecco, questi sistemi, poi la tecnologia aiuta molto, no? Sistemi di riscaldamento diverso, le auto, i sistemi soprattutto industriali, che si dà colpa spesso troppo facilmente alle auto, che hanno in parte della colpa, ma in minore, anche i sistemi di riscaldamento che usano del materiale, anche del materiale, cioè ancora c'è zone che vanno a carbone, per dire, invece ormai esistono dei sistemi che permettono un abbassamento dell'inquinamento molto forte, no? Quindi gradualmente, ma le cose devono essere concertate, perché giustamente noi riportiamo a livello di comune, di regione poco fa, non dimentichiamo poi, per riportare un po' alla realtà nostra, che noi viviamo naturalmente in un catino padano, ecco, una delle zone peggiori da questo punto di vista, in questa situazione, perché se si parla di materiale inquinante che immettiamo nell'atmosfera, in una zona aperta si disperde, ripeto, non si annulla, si disperde, quindi il valore si attenua e quindi le centraline non lo segnalano. Nella zona nostra, nelle zone nostre padane, quindi c'è un catino proprio, quindi chiuso, in certe condizioni meteorologiche, quindi di alta pressione, che non permette lo scambio di massa d'aria, tutto quello che produciamo rimane sulla zona. Ed ecco che in pochi giorni di bel tempo, di alta pressione, quello che dovrebbe essere bel tempo, c'è un accumulo forte di materiale inquinante, quindi di polveri sottili più o meno, e quindi abbiamo, ecco, queste segnalazioni. La situazione perché è molto complessa, è complessissima. Ecco, noi paghiamo anche, ripeto, paghiamo da una parte un livello di vita abbastanza alto, un'industrializzazione forte, dall'altra anche un fatto naturale di conformazione orografica di territorio proprio su tutta la pianura padana. Approfittiamo. Risulta una delle zone più inquinate d'Europa, c'è un'altra zona della Germania. Questo purtroppo sì. Approfittiamo, l'ultima cosa generale, approfittiamo di lei per chiederle un po' cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni qui in Veneto, come temperature, come clima? Ecco, diciamo che le temperature in generale sull'Italia hanno un'altra stranezza in questi giorni, temperature nettamente al di sopra della media, no? Abbiamo avuto sul centro 20 gradi, 21 gradi, anche da noi, ecco, non siamo andati sotto zero. Tutto sommato un fine settimana in segno del bel tempo, un po' di nuvolosità che domani potrebbe essere anche più accentuata,
però non sono previste precipitazioni, qualcosa sui rilievi, nevosa anche a quote basse, ma se no, ripeto, in gran parte di tutte le nostre zone si prevede una nuvolosità irregolare, nulla più, addirittura un miglioramento per domenica, e poi una situazione più o meno così, quindi tipica, abbastanza con tipo di tempo, una nuvolosità, ecco, una nuvolosità soprattutto variabile ma senza fenomeni, quindi tutto sommato, visto l'inverno, una situazione non brutta, ecco, tra virgolette, di bel tempo. Per quanto riguarda le temperature, ecco, questo è il fatto un po' la stranezza, ma una piccola stranezza, ci sta, ecco, queste stranezze ci stanno, noi andremo sotto zero, non dovremmo andare sotto zero per per questo fine settimana e per gran parte della prossima settimana. Siamo normalmente nel periodo più freddo dell'anno, quindi va bene così. Va bene così, sì, certo. Prego? Sì, no, dico va bene così, diciamo, perché è meglio per avere un clima un po' più tollerabile. E così si scalda meno, le case hanno bisogno di meno riscaldamento, si accende meno, però per fare una battuta vi rispondo magari a livello, scendendo sempre con i piedi per terra a livello locale, ma noi per il radicchio ci servirebbe più freddo perché si produce meglio. Certo. Ognuno è una battuta. Certo. Cioè, ognuno vorrebbe il proprio microclima. Grazie al generale Giancarlo Iannicelli per il suo intervento, grazie mille, arrivederci. Allora, professor Carrer, questo clima sempre più irregolare è una prerogativa di questi tempi o è ciclico? C'è stato nel passato una situazione del genere? Allora, c'è stato nel passato e il nostro pianeta, diciamo, ha sperimentato cambiamenti climatici anche ben più importanti di questo, basta pensare alle glaciazioni, quindi a condizioni climatiche completamente diverse. Qual è la differenza? Sono i tempi, nel senso che da una glaciazione, da un periodo glaciale a uno interglaciale intercorrevano qualche decina di migliaia di anni. Ora stiamo assistendo a delle mutazioni significative in pochi decenni e questo effettivamente, come diceva il generale, è un problema che deriva dall'emissione di anidride carbonica prevalentemente in atmosfera. Per ora non c'è nessun segno di inversione di questi trend, nonostante tutte le conferenze climatiche che si stanno susseguendo e lo sforzo che almeno alcuni paesi stanno ponendo, ma sappiamo bene che alcuni altri, come è stato accennato, che tra l'altro hanno un peso rilevante in questa emissione di anidride carbonica nel pianeta, non sono d'accordo o agiscono in modo diverso, e quindi il clima prosegue col suo trend che stiamo osservando negli ultimi decenni. Allora ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo in studio per parlare di questi importanti temi anche per il nostro futuro. Eccoci in studio in diretta, c'è il clima, ci sono i mutamenti climatici, gli eventi nel mirino di ore 13 oggi sotto i nostri riflettori. C'è una telefonata da casa, pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buongiorno, sono Michela e chiamo da Annone Veneto. Michela, buongiorno, Io ci ho dica. 70 anni e ricordo una nevicata qui nella pianura trevigiana di 55 anni fa, la prima settimana di aprile, con 20-30 centimetri di neve. Poi volevo dire qualcosa su Cortina. Mi auguro che Cortina 2021 non finisca come Torino 2006, che stanno ancora pagando i debiti, e vediamo che le case degli atleti, dove c'erano gli atleti, sono occupate da clandestini extracomunitari e da senza tetto. Un'ultima ironica puntualizzazione: Sappada rimarrà nella montagna veneta per il 2021 o sarà in quella Friul Veneto Giuliana? Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Michela, e credo proprio che Sappada per il 2021 sarà, ormai lo è già di fatto, in Friuli. Torniamo a parlare di interventi in montagna. Rischio valanghe, si parla ovviamente, si è parlato in questi sono mesi, insomma, di attività molto intensa anche su questo fronte, o comunque per il soccorso di queste persone. La situazione di questo inverno com'è stata, insomma, dal vostro punto di vista, su questo particolare settore, su questo rischio? Allora, la situazione
invernale attualmente è molto buona, fortunatamente le montagne sono tutte belle bianche e c'è un buon manto nevoso. Come tutti gli anni si hanno delle oscillazioni di temperatura, di variazione del meteo, rimanendo in tema, e tutte queste variazioni comportano una modifica del manto nevoso, quindi bisogna saperle interpretare e qui faccio un appello agli utenti di guardare i bollettini meteo, ma non solo il bollettino meteo ma anche il nivologico. L'ARPAV ogni 3 giorni oppure in caso di necessità emette dei bollettini dove viene specificato bene il grado di pericolo e le situazioni e i versanti più a rischio. Quindi vi invito a leggere bene il bollettino, è molto dettagliato e specifica molto bene come deve essere fatta la frequentazione della montagna. Quindi valutate bene il bollettino e in base alle vostre capacità e conoscenze programmate la gita. Questo diventa un aspetto fondamentale, non solo per il giorno precedente ma anche nei giorni prima, quindi saper valutare l'evoluzione che ha avuto il manto nevoso negli ultimi 10-20 giorni. Quindi insomma fare un'escursione, parliamo di un'escursione, di quelle impegnative, non è una cosa che si fa così improvvisando, bisogna avere determinate informazioni. Bisogna avere determinate informazioni e determinate capacità tecniche di valutazione che sono dettate dall'esperienza e dal proprio know-how che ognuno di noi ha. Ci sono le guide alpine, c'è il CAI, c'è il soccorso che vi può dare quelle informazioni necessarie. In caso di dubbio non abbiate paura di chiedere. Chi ha fatto dei corsi, che ha una certa formazione, si può permettere anche di andare con un grado di pericolo 3, fare delle gite anche con dei gradi di pericolo 4. Il 4 è già un pericolo forte, che bisogna avere una capacità molto molto grande per poter fare una gita in determinati posti, perché altrimenti la gita diventa di conseguenza una cosa sgradevole. Poi vedremo anche, c'è uno strumento particolare che voi usate, parleremo anche un po' di come è andata quest'anno sul fronte dei soccorsi, sui numeri, però volevo collegarmi in diretta telefonica per parlare di uno dei tanti fronti degli eventi, insomma, con conseguenze particolari di questo periodo, e cioè la frana di Perarolo. Allora ci colleghiamo con il sindaco di Perarolo di Cadore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Pierluigi Svalutaferro, buongiorno. Allora volevamo sentire da lei, dalla sua viva voce, com'è la situazione della frana di Perarolo. Sappiamo insomma che è costantemente monitorata, l'abbiamo seguito in queste settimane. Com'è la situazione adesso? C'è un aggiornamento, diciamo, odierno? Sì, allora, la frana è in continua evoluzione, quindi le accelerazioni non si sono ancora stabilizzate sui valori precedenti l'inizio del fenomeno. Premetto che comunque è una frana che negli anni si muove indipendentemente dalle possibili accelerazioni dovute alle cause climatiche, come abbiamo visto prima di Natale in seguito alle piogge e anche recentemente con le ultime precipitazioni. Certo è che quando i quantitativi di pioggia superano determinati livelli, purtroppo, essendo tutta la superficie ammantata da gessi, la situazione diventa ancora più critica. I giorni scorsi ci sono stati dei crolli che non ci aspettavamo e anche con alcuni movimenti su aree che non erano considerate maggiormente a rischio, ed è questo l'elemento che in questi frangenti più preoccupa. La frana, come lei diceva, è monitorata costantemente sia con un sistema evoluto messo in campo dalla Regione Veneto, sia attraverso il controllo visivo con il personale della protezione civile che sta facendo un lavoro egregio, perché giorno e notte costantemente la tengono st'occhio per possibili movimenti. Oggi molto probabilmente riusciremo a capire un po' di più, attraverso magari anche un volo con un drone, alcune fratture che non riusciamo a vedere da vicino perché sono posizionate appunto in zone inaccessibili, e cercheranno poi di capire con il proseguo dei giorni come si evolverà la situazione. È da tenere presente che normalmente questa frana tende a reagire
dopo alcuni giorni dagli eventi piovosi. Questa volta purtroppo non c'è stato un ritorno immediato, e questo ulteriormente preoccupa chi da anni la sta seguendo. Ecco, quindi ci sarà questo esame col drone molto tecnologico, allora. Da quando dovrebbe essere fatto? Sì. Oggi? Ma oggi pomeriggio doveva essere fatto magari un volo per capire da vicino se le condizioni delle fratture, perché ci sono fratture che realmente preoccupano chi la sta monitorando, insomma, anche dal punto di vista strumentale. Ecco, lì però di Cadore è una frana, insomma, come diceva lei, annosa, una situazione che già si conosce e che poi si ripresenta. La situazione che lei vede, che lei ha visto, quindi dice può essere più preoccupante delle altre volte? Sì, può essere più preoccupante anche perché stanno stimando i volumi che potrebbero mettersi in gioco da subito, ed è preoccupante non solo ed esclusivamente per alcune case dell'abitato, quanto anche per la possibile occlusione del Boite sotto. È vero che in questi giorni il deflusso è ritornato nei valori minimi, però la formazione di un invaso a seguito di un crollo potrebbe verificarsi non solo con conseguenze per il nostro abitato, ma anche per i comuni rivieraschi. È una cosa che io ho sempre cercato di far capire anche a chi sta a valle, perché se andiamo a leggere la storia abbiamo visto che nel lontano 1823, quando c'è stato un crollo a monte dell'abitato, poi l'invaso che si era liberato aveva distrutto sì l'abitato nostro, ma aveva anche distrutto tutte le attività commerciali, mi riferisco alle segherie che erano l'industria fiorente di quegli anni, lungo tutto l'asta fino quasi a Longarone, ecco, quindi gli effetti potrebbero riverberarsi anche nei comuni poi rivieraschi a valle. Ma quindi secondo lei quale sarebbe la soluzione? Cioè, bisognerebbe premunirsi per... No, beh, guardi, allora innanzitutto bisogna fare i conti nel momento in cui magari il fenomeno ritorna entro i parametri di normalità. Quando parlo di parametri di normalità vuol dire che i movimenti ci sono comunque, ma rientrano su valori un attimino più accettabili. Oggi ci sono alcuni punti che si muovono anche con velocità variabili dai 5 ai 2 cm all'ora, che lei capisce che sono valori molto alti questi. Certo. Non tutto il corpo frana, ma alcuni punti presentano queste caratteristiche. Quindi bisognerà attendere un attimino che ci sia un attimo di stabilizzazione. È pur vero che negli anni questa frana, che è una frana anomala, dico anomala perché il movimento medio annuo è di circa 50 cm all'anno, e finora, parliamo da una trentina di anni a questa parte che la stanno studiando, io ho detto l'hanno rivoltata come un calzino, quindi conoscono tutto di questa frana, mai ha presentato un collasso vistoso, se non il 18 novembre del 2000, dove c'è stato un distacco superficiale di 5-6 mila metri cubi, che poi tra l'altro erano andati ad invadere l'alveo del Boite e nel momento in cui era in piena, quindi facendo tracimare sembra che non collassi repentinamente, proprio per la tipologia e la morfologia dei versanti, però le preoccupazioni ci sono. Allora, se lei mi chiede che cosa si può fare per mitigare il rischio, dico che la Regione oggi ha in mano e ha presentato allo Stato e quindi a chi deve elargire i fondi per il dissesto idrogeologico un piano programma che dovrebbe essere, a detta anche dell'Università di Padova, che sta seguendo con il Dipartimento di Geologia questo fenomeno, dovrebbe essere fatto con celerità. Loro consiglierebbero di farlo prima del disgelo, perché il forte disgelo, le precipitazioni primaverile potrebbero aggravare ulteriormente. Aggravare, certo, certamente. Certo, quindi bisogna fare in fretta, insomma, ecco. Bisogna fare in fretta. Poi gli effetti di mitigazione loro lo sanno, parlano di impermeabilizzazione, di allontanamento delle acque superficiali, parlano di riprofilatura del terreno, di rimettere in pristino le opere vecchie che erano state fatte ad esempio dalle Ferrovie dello Stato con delle berlinesi, quindi ci sono interventi che si possono fare senza spendere cifre esorbitanti, insomma, ecco, quindi
basta secondo me anche un po' di buona volontà da parte di chi deve intervenire di questi fenomeni. Benissimo, grazie. Vado male anche, sì, mi dica. Vado male anche a dirlo, però noi siamo come comune siamo parte leader, perché poi il versante certo. in frana è tutto nel comune del collega sindaco del comune attiguo al mio. Stiamo facendo massa critica entrambi per far capire che l'intervento va fatto. Assolutamente sì, certo. Raccogliamo e giriamo questo suo appello, questo suo importante grido d'allarme. Grazie al sindaco di Perarolo per essere stato con noi e per averci aggiornato sulla situazione. Allora, professor Carrer, ecco, poi si va di fronte a queste situazioni, quanto può pesare, non è questo il caso, insomma, in alcune situazioni l'eccessivo consumo di suolo, insomma, l'intervento umano, l'intervento antropico in certe situazioni? No, sicuramente pesa in modo significativo, soprattutto in una regione come la nostra che ha visto uno sviluppo industriale notevolissimo negli ultimi decenni, quindi con occupazione del suolo eccetera. E quindi l'aumento della frequenza di questi eventi estremi con i cambiamenti climatici associata a questo consumo del suolo eccetera fa sì che siamo più soggetti a eventi come alluvioni anche significative o questi eventi anche localizzati ma sempre abbastanza critici. Adesso penso all'alluvione del mulinetto della Croda che è stata pochi anni fa, e i fenomeni di frana, non questa ma quella per esempio di un poco più a monte verso Cortina, dove si interrompe l'Alemagna ogni temporale estivo, lì è tutto un altro tipo di fenomeno, si sono colate però alla fine si rientra sempre nella stessa tipologia, e a vari altri eventi, le alluvioni, quelle che sono state nel 2014 che ha colpito la regione in modo significativo, sono eventi estremi, ma diciamo gli effetti sono sicuramente amplificati dall'uso del suolo che non è stato il più oculato. Pubblicità, poi torniamo in studio, l'ultima parte della nostra puntata. Ed eccoci in studio, ore 13, allora dalla sua borsa magica Alex Barattini ha tirato fuori una serie di strumenti che adesso ci illustrerà, a partire da un'asta che non è un bastone per farmi del male, per domande inopportune, ma è uno strumento che serve per salvare vite umane. Alex Barattini fa parte del soccorso alpino di Belluno, un delegato del soccorso alpino di Belluno. Allora, ci può illustrare tutti questi strumenti che sono fondamentali per la vostra attività? Allora, frequentare l'ambiente innevato significa avere delle dotazioni di sicurezza. Sonda pala arva sono quelle dotazioni minime che dobbiamo avere, quindi la sonda è un'asta telescopica graduata che permette di sondare il terreno dopo aver fatto la ricerca con l'apparato arva. Ha una punta alla fine? Ha una punta conica che serve per penetrare la neve, va utilizzata con i guanti, esclusivamente con i guanti, perché dobbiamo mantenere la sensibilità sulle mani e perché l'utilizzo prolungato senza guanti non abbiamo più poi la sensibilità adeguata per sentire le varie differenze che vanno a toccare la punta. Un conto è se tocca un sasso o un albero, un conto se tocca come fate a sentire una persona, l'esperienza, qui bisogna provare. Premetto che queste dotazioni le devono avere tutti quelli che frequentano l'ambiente innevato. Ciaspolatori, chi va a piedi senza ciaspe. Quindi non sono strumenti che dovete avere solo voi? No, assolutamente no, questo lo voglio ricordare con forza, è una dotazione di sicurezza che devono avere tutte le persone che frequentano l'ambiente innevato. Sono fondamentali avere tutte e tre: sonda, la pala, una pala di qualsiasi tipo, ce ne sono sul mercato di vari tipi, molto leggere, scomponibili, permettono il dispellimento della persona, fatto in velocità. Ricordo che l'aspetto fondamentale è l'autosoccorso, l'intervento immediato per recuperare una persona. Due dati: il 90% delle persone viene salvata entro i 18-20 minuti dall'evento. Se pensiamo che dopo 35 minuti la curva della sopravvivenza scende al 30%, su 10 persone 3 rimangono vive. Questa è statistica, indipendentemente dal tipo di valanga, perché poi la valanga può essere
una valanga traumatica che quindi andiamo a perdere la vita per provoca delle lesioni, traumi insomma, che sono, interni certo, oppure per soffocamento. Altra cosa fondamentale è avere lo strumento ARVA, ce ne sono di vari tipi. Strumento ARVA si dice. ARVA, è un localizzatore, viene messo indossato con la propria bretelle, viene inserito all'interno vicino al corpo, deve rimanere attaccato al corpo e permette la localizzazione. Ha una frequenza che è 457 MHz, uguale in tutto il mondo, e quindi chi è dotato di ARVA all'inizio della gita dovrebbe e deve fare il cancelletto di partenza, quindi verificare se l'arva va sia in trasmissione che in ricezione, perché permette di emettere dei segnali e di ricevere dei segnali. Quindi se noi tre facciamo la gita e ognuno di noi ha l'arva, che dobbiamo avere tutti e tre l'arva. Dobbiamo quindi indossarla tutti e tre? Tutti e tre. Partiamo, facciamo la verifica, il più esperto fa il controllo del cancelletto, si chiama, comunque sui libretti di uso e manutenzione specificato molto bene, e partiamo per la gita. Nel momento in cui succede l'evento non programmato, casca la valanga, io rimango sotto, tu devi venire a cercare me, e quello è fondamentale. Vi ricordo che quando arriva il soccorso organizzato ormai i 20 minuti sono già passati da un pezzo. Quindi la curva è scesa. È scesa. Quindi l'autosoccorso diventa fondamentale. Come funziona? C'è Allora, accesi emettono dei segnali. Certo. Possiamo sentirlo? Quando vado in ricerca emettono questo segnale qua. Questo segnale si sente anche sotto uno strato di neve grosso? Sì, dipende, varia molto dall'umidità della neve e dal tipo di umidità del giorno. Naturalmente tutta questa strumentazione è indispensabile, sonda, pala, arva, assieme fanno il pacchetto di sicurezza. Vi ricordo... Giusto perché poi la gente guarda anche a questo, una strumentazione del genere al completo quanto viene a costare? Sui 350 euro. In tutto? Sì. Okay. Vi ricordo, un po' più o po' meno, che avere questo non significa essere immuni. Certo. Bisogna saperlo utilizzare. Certo. Fate le prove, il CAI, le guide alpine e il soccorso sono a disposizione. Guardate i libretti di istruzioni, ma allenatevi a fare le prove di autosoccorso. Vi ricordo che la valanga è un evento non programmato e la situazione di stress che avete in quei momenti vi fa perdere con tutte le vostre capacità, quindi bisogna provare. Allora diciamo, ribadiamolo bene, chiunque fa una gita o comunque un'escursione in un ambiente nevoso deve avere questa strumentazione. Certo. È obbligatorio. Non tanto perché si paga eventualmente una multa, non lo so se si paga una multa se non se la si ha, però è obbligatorio per salvarvi la vita. Per salvarvi la vita che è molto a più vicenda. importante di pagare una multa. Insomma. Sì, esatto. E per salvarvi la vita a vicenda e soprattutto per essere localizzati in caso di necessità. Il telefono va bene, però non permette la localizzazione precisa all'interno della neve. L'unico strumento attualmente da utilizzare sono gli ARVA, che vanno utilizzati e provati in tutte le situazioni di stress. Provatelo alla sera con i vostri familiari, con i vostri figli. Io spesso gioco con mio figlio perché deve entrare nella cultura quotidiana, come mettere le cinture. Certo. All'inizio erano un impiccio, adesso senza non siamo più capaci di andare in macchina. E questa è la dotazione di sicurezza che dobbiamo avere. Sonda, pala, arva. Lei è un appassionato di montagna, fa escursioni? Sì, ma non a questi livelli sinceramente, poi soprattutto d'estate. Ecco, quindi meglio, preferisce il clima un po' più caldo? Personalmente sì, però, proprio il discorso personale. Premetto, non stiamo parlando di essere esperti o non essere esperti. Sì. La camminata con le ciaspe in una strada silvopastorale d'inverno, pur facile e semplice, può diventare un pericolo. Se ai nostri versanti laterali può scendere una valanga e ci viene addosso, non avendo questo non sapremo mai come rintracciare. Ma voi fate più interventi d'inverno o d'estate? Dipende perché sono ovviamente diversi, però così a spanne si ricorda se ci sono più... Diciamo d'estate è più frequente l'intervento, ma perché c'è più gente che frequenta. Però sono più gravi forse in inverno? L'intervento in inverno in valanga purtroppo per nostra sfortuna è molto traumatico e molto forte, quindi i danni che si creano sono veramente importanti. Siamo davvero alla fine, però volevo chiudere con il professor Carrera. Abbiamo parlato di clima, chiaramente molto velocemente, ma per il tempo che ci è consentito. Allora, dobbiamo aver paura di questo clima, insomma, durante il quale ci affacciamo nella terra, insomma, anche nella nostra penisola. Bisogna temere questo clima, bisogna interpretarlo, come ci si deve approcciare a questo clima?
Dunque la comunità internazionale sta cominciando a darsi da fare con tutte queste riunioni, le COP che sono arrivate già alla 21 e quindi andranno verosimilmente avanti. I cambiamenti climatici, adesso come adesso, una quota di cambiamenti climatici li dovremo affrontare nel nostro futuro anche abbastanza recente. Tutto sta a esserne consapevoli e soprattutto a pianificare le nostre attività o i nostri modi di essere in relazione a questo, cioè, non pensare che possiamo sempre gestirli al meglio oppure... O che ci penserà qualcun altro. Certo, o non considerarli per niente, perché bene o male se andiamo in questa direzione avremo sempre di fronte più e più eventi estremi, situazioni critiche, siccità, alluvioni o quanto ne sia. Benissimo, allora è stato un piacere avere con noi il professor Marco Carrer, ecologo forestale e professore universitario, docente universitario dell'Università di Padova. È stato un piacere mio. E Alex Barattin, delegato al soccorso alpino di Belluno. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie per averci anche raccontato e dato le giuste indicazioni perché deve fare le escursioni in montagna. Grazie per averci seguito e ci vediamo domani. Arrivederci.